Eccoci, nuova puntata di 40. Intanto grazie a tutti voi per il seguito che ha questa rubrica, perché potremmo proprio definirla una vera e propria rubrica dedicata al nostro passato per vedere insieme e progettare il futuro. Nuova puntata di 40, dicevamo, affronteremo tre temi: la riforma della giustizia che è prevista con la fine dell'anno, almeno questa è la promessa del governo, vista però in chiave trevigiana e affrontata con uno dei volti del Tribunale trevigiano, uno dei volti storici del Tribunale di Treviso. Poi parleremo di politica, perché? Perché la politica ha in questa settimana il taglio dei parlamentari, quindi cercheremo di vedere questa rivoluzione in salsa trevigiana con volti storici della politica nostra, in particolare della Democrazia Cristiana. E poi per finire parleremo delle colline del Prosecco, la rivoluzione dell'UNESCO, vista con gli occhi di un giovane sindaco che vedrà delle immagini che non ha mai potuto vedere perché sono state girate prima della sua nascita. Tutto questo naturalmente dopo la sigla. Tribunali illegittimi, congenitamente dotati di un potere abnorme e spesso difficile da controllare, i mezzi di stampa, accade frequente, si trovano a diffondere informazioni capaci di nuocere agli interessati più che una sentenza autentica, specie se inesatte. È successo anche oggi, ieri sera per quanto ci riguarda, nel riferire di un'operazione compiuta dai carabinieri, da essi personalmente descritta ai cronisti nel corso di un incontro ufficiale, conclusa con 4 denunce per ricettazione, truffa eccetera, nei confronti di altrettante persone, 2 delle quali, non credendo ai propri occhi, sicuri di essere estranei ai fatti, hanno trascorso una brutta nottata ed una mattina, quella di oggi, ancora peggiore. Il primo è un commerciante 35enne di bestiame di Tombolo. Con noi c'è l'avvocato Luigi Fadalti, difensore del signor Giuseppe Zangobbo. Allora, di tutta questa vicenda cosa si può dire? Che è veramente sorprendente, perché il signor Zangobbo non conosce le altre persone delle quali ha parlato la stampa, conseguentemente non ha intrattenuto con esse rapporto di alcun genere, né mi risulta che sia indagato di alcun reato. E difatti è già stato redatto un esposto alle 2 procure della Repubblica, quella presso il Tribunale e quella presso la Pretura, affinché si vada a verificare se le notizie diffuse che hanno carattere diffamatorio ed anzi vorrei dire calunnioso, da chi siano state diffuse, per quale ragione e affinché coloro che le hanno diffuse rispondano. Ecco, questo è uno degli incidenti piuttosto frequenti, è quasi un classico quando la stampa si affida, come è giusto che si affidi, a delle fonti ufficiali, in questo caso i carabinieri. Cosa si può fare per evitare che si ripetano fatti di questo genere? L'informazione è un diritto dovere, perché è principalmente una garanzia per il cittadino, ma evidentemente questa va misurata e calibrata e va sempre rapportata alle esigenze di rispetto della personalità ed anche di osservanza del segreto d'ufficio. Ecco. E partiamo subito presentando il nostro primo ospite, ovvero l'avvocato Luigi Fadalti, oggi. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Allora, come ci si sente a rivedersi 30 anni fa? Innanzitutto mi sarei tagliato i capelli, decisamente. Però devo dire che quello che ho affermato allora lo sottoscrivo anche oggi. L'informazione è un diritto e dovere, e proprio perché diritto e dovere è essenziale presidio della libertà e della giustizia, va esercitata con molta attenzione. Io ho ben presente questa vicenda, nonostante siano passati molti anni, e la ricaduta sulla dignità della persona che si era rivolta allora alle mie cure era stata obiettivamente molto seria. Si è anche risolta però. Ecco, intanto cominciamo a vedere, sempre con la nostra regia di Italo Morao, con Roberto Durigon, delle immagini del 1980 degli esterni del Tribunale di Treviso, così entriamo un po', diciamo così, nel clima di questa prima parte di 40, perché l'abbiamo convocata per raccontarci un po' la differenza di quando la giustizia veniva gestita in quel tribunale in quegli anni a questi ultimi anni, e che prospettive ci sono in futuro, visto che poi si parla di riforma della giustizia entro la fine dell'anno. Prego. Intanto vediamo l'email. Cosa prova a rivedersi il Tribunale di Treviso? Comunque, anni 80, ricordo c'è il praticante. Io sono diventato procuratore legale, perché all'epoca c'erano 2 figure distinte, il procuratore legale e l'avvocato, anche se di fatto assolvevano la medesima funzione, nel 1981.
e poi la professione, la figura del procuratore legale fu abolita a memoria mia nel 1997. Quindi nel 1980 facevo pratica, assistevo, come era obbligatorio allora e oggi, alle udienze penali e facevo pratica di attività civili. Ecco, che atmosfera c'era là dentro? È differente rispetto a quella che si vive adesso, ad esempio, in Via Verdi? Indubbiamente è molto diverso, ma perché sono cambiati i tempi, il zeitgeist, lo spirito dei tempi, è cambiato tutto, cioè non è rapportabile quello che era allora. Voglio ricordare che si usava la carta velina, si facevano gli atti con la carta carbone, quindi un errore di battitura implicava di riscrivere completamente tutto, non c'era il fax, la visura dei fascicoli era necessariamente un'apprensione materiale della carta, adesso ormai è tutto dematerializzato, ma anche il clima era diverso, sicuramente c'era un clima più disteso, più rilassato di quanto non possa essere. Io ricordo quei dibattimenti in cui c'era, diciamo, l'avvocato, soprattutto quello difensore, che era abituato proprio ad avere a fare una ringa sempre molto preparata, molto... Ma era completamente diverso l'approccio. Allora parliamo del processo penale. Incominciamo col dire che il tribunale o il pretore disponeva del fascicolo delle indagini, cioè aveva tutto in mano. Quando affrontava il dibattimento sapeva tutto ciò che era stato fatto in precedenza e fondamentalmente il processo di regola si concentrava nella requisitoria finale del pubblico ministero e nella ringa finale dell'avvocato. La fermo un secondo solo per dire al nostro Italo Morao, se intanto ci vai a vedere l'inserto 02, che sono gli interni del tribunale sempre nel 1980, così la mettiamo in clima, perché facciamo vedere un'aula e addirittura c'è il PM, cioè il pubblico ministero, e la bozzetta. Vediamo se lo ricorda. Sì, la bozzetta aveva 12 anni, in questa ripreceto, che me lo ricordo benissimo. Si ricorda quest'aula di tribunale? Certo, questa è una corte d'assise. Esatto, lo dicevamo, no? Poi c'è... allora io riconosco, c'è che il giudice Stiz. Riconosco il dottor Stiz, mi pare il dottor De Paoli che presiede, e il dottor Stiz a latere. Ecco, rispetto a adesso dicevamo che differenza c'è? È completamente diverso l'approccio. Lei vede che per esempio il pubblico ministero è assiso a livello del tribunale su un banco che è sopraelevato rispetto a quello delle difese. Con la riforma del codice dell'89 invece il pubblico ministero, almeno in teoria, è stato portato sullo stesso piano dei difensori e quindi è davanti al tribunale o alla corte d'assise. Ora non so se si è notato, ma la Corte d'Assise ha un voluminoso fascicolo innanzi, perché c'erano tutte le carte del processo. Non è come oggi, ripeto, in cui sempre sul piano teorico l'istruttoria si dovrebbe fare completamente a dibattimento. Io non so se sia stato onestamente un avanzamento sul piano dei diritti e della giustizia, come non so se sia stato un avanzamento abolire quella figura importantissima di vaglio che era il giudice istruttore, che svolgeva sì istruttoria. Ricordiamo che proprio il dottor Stiz fu l'istruttore, quello che individuò le cosiddette trame nere, che poi il fascicolo andò a Milano, ma che vagliava, esaminava ed evitava molto spesso di fare dei dibattimenti inutili. Ma non è che c'è stato sostituito dal giudice per le indagini preliminari? No, perché il giudice delle indagini preliminari ha un vaglio soltanto su provvedimenti restrittivi, su provvedimenti conservativi, sequestri, e poi si occupa della cosiddetta udienza preliminare e di eventuali riti alternativi che si celebrino in udienza preliminare, ma non ha funzioni di indagine. L'indagine è concentrata oggi tutta sulla figura del pubblico ministero. Allora adesso invece la porto in un caso che ha seguito lei direttamente. Le immagini sono del 1987, l'inserto è il numero 21 con il nostro regista Italo Morao, ed è il caso della minorenne di Covolo di Pederobba. Le immagini riguardano l'udienza in tribunale, la storia, mi piacerebbe che la raccontasse lei, visto che lei è stato avvocato difensore. Sì, era una vicenda tra il tragico e il grottesco, perché purtroppo verteva sulla prostituzione di una ragazzina minorenne, e questa prostituzione veniva pagata, evidentemente tipico di un'economia rurale, mi ricordo, con una mezza manza, quindi e ciò non toglie che rimanesse comunque una vicenda di discreto, stiamo dando un giudizio storico, chiaramente, certo, di discreto squallore.
Ecco, esatto, perché io poi una cosa volevo far vedere, se Italo riesce a farci vedere le immagini, perché la cosa che mi ha colpito proprio di questo caso della minorenne è il fatto che abbiamo potuto girare le immagini completamente, abbiamo potuto farle vedere, eccole qua le immagini. Abbiamo gli imputati. Questo è l'avvocato Bortolotto, esatto, in primo bravo. piano. Sì. Vedo che ha una bellissima memoria storica. Questo è l'avvocato Basso. Ecco, questo... Credo che sia stato l'ultimo processo che ha fatto l'avvocato Basso, che è stato un avvocato storico del Trevigiano, perché è stato un maestro di moltissimi, valentissimi colleghi. Ecco, questi sono gli imputati. Penso che adesso tutte queste cose non si potrebbero più fare. No, non si può, o meglio, le riprese in aula sono possibili solo laddove vi sia il consenso degli interessati. Ora, che questo sia stato un arretramento o un avanzamento, francamente non so dire per l'avvocato Campione, francamente non so dire, perché molto spesso, questo è Bortolotto, molto spesso le garanzie della riservatezza dell'individuo sono solo formali e non sostanziali. E in definitiva noi non dobbiamo mai dimenticarci che la pubblicità del processo assolve ad una funzione importantissima, cioè quella di evitare che ci siano riti segreti e occulti. Quindi, cioè, il bilanciamento tra riservatezza e diritto alla pubblicità è decisamente difficile. Qui portano dentro la mamma di questa ragazzina. Certamente queste sono Lei si ricorda scene come è andata a sgradevoli. finire questa storia? Io mi ricordo che ci furono delle condanne tutto sommato abbastanza miti in primo grado, dopodiché francamente l'epilogo successivo non l'ho presente. Comunque questo è stato uno dei, siamo nell'87, quindi è uno dei primi, diciamo, casi veramente di peso che ha affrontato, oppure si ricorda delle cose ben peggiori in quegli anni 80? No, direi che questo è stato forse uno dei primi, se non il primo in assoluto. Un 31enne avvocato brillantissimo peraltro. No, perché... insomma, questo la ringrazio molto, insomma, però la vicenda me la ricordo, non ricordo come si sviluppò poi in grado d'appello, però sono portato a ritenere che la cosa sia andata scemando. Ecco, qui poi dopo un po' ci hanno detto fuori, come si dice, di solito, e chiudono poi la porta. Torniamo pure in studio, giusto perché mi piacerebbe far vedere, sempre rimanendo nelle immagini che sono la cosa più bella di questo programma, perché ti riporto indietro nel tempo, andiamo dall'87, il caso Bortolotto, andiamo all'83, l'inserto è l'11, perché volevo far vedere anche il tribunale visto dai corridoi, cosa che anche qui, come dire, ecco, questi sono i corridoi del tribunale. Non so se li ricorda, le ore in cui si aspettava per avere le udienze. Io credo che questo fosse il corridoio della procura precisamente, mi pare. Le immagini sono un po' rovinate, ma stiamo parlando dell'83, voglio dire. Mi pare. Adesso qui è tutto quanto, diciamo così, uffici Certo. del gruppo Benetton. Questo era l'ufficio istruzione, che il dottor Napolitano è stato per lunghi anni giudice istruttore. Ecco, ricordiamo che cosa faceva il giudice istruttore, perché è cambiato diverso. È cambiato radicalmente il sistema, vi erano due forme di istruzione, quella sommaria che veniva condotta dal pubblico ministero e quella invece formale che riguardava in definitiva le indagini più delicate, che investiva il giudice istruttore. Come ho detto prima, il giudice istruttore non era una figura neutra, perché indagava, rinviava a giudizio, ma molto spesso anche proscioglieva, anche su cose delicate. Abbiamo avuto, non le nomino perché mi pare inopportuno, abbiamo avuto figure importanti di giudici istruttori a Treviso, primo fra tutti il dottor Stiz. Allora, proprio perché abbiamo il dottor Stiz e quindi entriamo in un'altra fase di questo nostro primo appuntamento con la giustizia, volevo portarla agli anni di piombo. Stiamo parlando del 1980, questo è un RVM sonoro, quindi ci sentiremo un pezzo di ciò che è stato registrato, sono audio e video originali, che insomma di questi anni non è facile da recuperare. L'inserto è lo 03, si parla della sentenza della rapina Giraldo, 1980, e gli autori sono i NAR, i nuclei armati rivoluzionari. Sentiamo un pezzo della sentenza.
Prendiamo atto che non c'è Fioravanti Valerio, perché ha rinunciato a presenziare, vero? In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 477, 483 e 488 Codice Procedura Penale, dichiara tutti gli imputati responsabili dei reati rispettivamente loro ascritti. Modificata. Ecco, rientriamo in studio, intanto manteniamo sempre, no, lasciamo le immagini, Italo, grazie, perché vale la pena, è proprio un momento storico, però sentiamo il commento dell'avvocato. Intanto chi è riconosciuto? Perché ho riconosciuto tutti e tre i giudici, il presidente è il dottor De Serio, a latere, se non sbaglio, c'è il dottor Toppan e dovrebbe essere il dottor Vitale, ma l'ho solo intravisto. Pubblico Ministero. Pubblico Ministero, il dottor La Bozzetta. Dopo vedremo Qui si parla della sentenza della rapina Giraldo del 1980 e come avete sentito all'inizio si dice non c'è Giusua Fioravanti e qui si parla proprio della banda Cavallini, tanto per intendere. Ecco, lei cosa si ricorda di quella vicenda? Allora, questa è una vicenda che io ho conosciuto a posteriori, o meno mi ricordo quelle che erano le cronache di stampa di allora e poi alcuni dei protagonisti degli anni di piombo ho avuto occasione di incontrarli successivamente per ragioni professionali. Quello che io posso dire, il mio convincimento allora e anche oggi, è che Treviso fosse una città che si prestava ottimamente per essere un luogo di riparo e di covo per i terroristi più diversi. Infatti c'era un covo delle Brigate Rosse e dopo ci arriveremo. Un covo, e anche una presenza forte di NAR, uno per tutti i Cavallini. Adesso stiamo rivedendo che si riapre l'immagine, ricordo questo è un 1980, quindi conferma che c'era Toppan. Sì. De Serio, De Serio che presiede e Vitale. Ecco, qui dove siamo? Perché io ritengo che sia un'aula allestita nella palestra cosiddetta ex Gil, dove si fece poi, qualche anno dopo, anche il processo dei petroli. Questo per ragioni logistiche, perché sia per dimensioni sia per sicurezza l'aula del Tribunale non si prestava. E quindi si andava all'ex Gil? A memoria mia dovrebbe essere l'ex Gil. Ecco qua, vediamo proprio la bozzetta, dicevamo, e poi gli avvocati della difesa. Mi pare di aver riconosciuto l'avvocato Alberini. E poi lì c'è l'unico imputato, adesso non ricordo chi fosse. Non saprei dirlo. Allora, torniamo un attimo, no, lasciamo sempre le immagini, magari, ma comunque torniamo, ecco, adesso un processo di questo genere avrebbe uno sviluppo diverso, oppure, e poi il prossimo, nel futuro, che cosa cambierà, stando a quello che lei ha capito? Allora, il processo esattamente in questi termini, sia per le ragioni che ho già detto, sia per altre considerazioni che farò, non è proponibile. Incominciamo col dire che ormai, per esempio, tutte le audizioni di imputati, collaboratori, che siano o i regimi di protezione o i regimi di massima sicurezza, avvengono in videoconferenza. Quindi l'idea di avere nella medesima aula accusati e accusatori non esiste più. Sono cambiate proprio le modalità. Io non vedo più neanche le gabbie. Non ci sono più, non è esatto, le gabbie ci sono ancora. Se noi andiamo in aula, le due aule bunker di Mestre, sì, però di Via delle Messi, no, a Treviso assolutamente no. Ma credo che quella fosse una realizzazione eccezionale per questo processo. Sì, appunto perché immagino che qui appunto nell'aula, quella delle udienze penali storica del Tribunale di Treviso di Piazza Duomo, che tra l'altro era molto bella, le gabbie non ci sono mai state. Ecco, appunto. E poi un'altra cosa. Vede, qui usano gli schiavettoni, vede, questo sistema che erano i cosiddetti schiavettoni, che furono poi sostituiti con le manette all'americana perché erano molto più agili, insomma, questa era una roba, faceva pensare ai carbonari, insomma. Senta, visto che mi ha citato, allora le faccio vedere una cosa che ho trovato nell'archivio e devo dire è particolare, vediamo se le riconosciamo assieme. Inserto lo 04 perché ci risulta essere il co delle BR a Treviso, le immagini le vediamo adesso, ed è questo palazzo. Per me il palazzo è a Silea, nell'archivio lo danno invece a Villorba. No, era a Silea. Però secondo me era a Silea, Residence Raffaello. Qui il covo era quello delle Brigate Rosse, sì. C'è stata anche una sparatoria al suo tempo
e una fuga in Selicordo, in tangenziale, e lì appunto vediamo ancora l'appartamento sequestrato a disposizione dell'autorità giudiziaria, giusto per dire che anche Treviso ha avuto il suo passaggio delle BR. Molto serio. Rimanendo sempre nelle immagini, ecco, voi come vivevate questo periodo qua? Beh, però sinceramente noi avvocati difensori a Treviso, processi di terrorismo veri e propri, anche qui erano tutti difensori che venivano da fuori, non ne abbiamo fatti, infatti a parte che erano anni in cui io ero ben lungi da diventare procuratore legale e poi avvocato, ma questi sono personaggi che ho conosciuto dopo, quando ormai in realtà buona parte delle vicende erano state scoperte, erano diventate pubbliche. La tensione in tribunale com'era? Cioè c'era chi affrontava questo tipo di processi e c'è chi invece affrontava altri tipi di processi, come quello della mezza manza. Come quello della mezza manza. Ma io che ci fosse una tensione particolare in tribunale non mi sento di escluderlo. Voglio ricordare che venne peraltro scoperto accidentalmente dell'esplosivo, precisamente al piano terra del tribunale, entrando a sinistra, che non detonò perché fu appunto scoperto e fu neutralizzato, un episodio che è rimasto tuttora oscuro. Adesso invece le faccio vedere, e siamo verso la chiusura di questo primo blocco, l'inserto il 5 per far vedere come venivano introdotti gli imputati in fase di interrogatorio e come noi gli corravamo dietro sempre nel vecchio tribunale. Qui siamo all'interno del parcheggio del vecchio tribunale di Treviso e qui il sindaco, mi scrivono il vecchio sindaco di Onè, viene inserito dentro, portato con le manette e tutto il resto. Anche qui le cose sono notevolmente cambiate, bisogna ammettere. Qui fortunatamente sono cambiate, questo sì, perché queste scene sono assolutamente inutili e solo avvilenti. Questo è il parcheggio retrostante del vecchio tribunale con le ex carceri asburgiche. Che adesso è stato tutto ristrutturato. Che è stato completamente Ha un po' di nostalgia di questo tribunale? Assolutamente sì. Assolutamente sì. E allora le faccio vedere un'altra volta un pezzo di interno, perché qui il tempo scappa via. Andiamo all'inserto 12. Allora, secondo lei verso che riforma della giustizia andiamo? Giusto per dare una prima pennellata, perché immagino che il tema sarebbe stato notevole. Qui invece è proprio l'arrivo, invece questo è il processo Totera dell'83. Qui proprio si arriva in aula di tribunale, se la ricorderà la scala, sì, tra l'altro certo. Stessa scala ripresa da signore e signori da Pietro Germi in uno dei passaggi, il famoso processo per la ragazza di Breda, la storia vera di Gian Maria Ferrento era quella. E qui c'è, immagino, il difensore che parla col suo imputato. Che diciamo, conosco. Però siccome abbiamo poco tempo, secondo lei allora verso che riforma andiamo? Questa è una bella domanda, ma c'è davvero un progetto di riforma o è pura e semplice propaganda? Perché per ora non abbiamo visto nulla. Ci sono dei segnali che sono inquietanti, per esempio la modifica della prescrizione, modifica nei cui confronti l'avvocatura terrà una settimana di astensione dall'udienza, è sicuramente allarmante, perché non è pensabile che una persona possa essere sostanzialmente assoggettato in eterno, perché questo si verificherebbe al rischio di una sanzione penale, che è la sanzione più devastante che vi possa essere. E non è vero, ammesso che poi i modelli che esistono all'estero siano migliori del nostro, non è vero che negli altri paesi europei la prescrizione non esista. Certo, bisogna velocizzare i processi, ma che tutto ciò non vada a scapito delle esigenze di giustizia, e soprattutto bisogna riformare la giustizia civile, che è assolutamente disastrata. Cosa possiamo imparare guardando questi? A parte il fatto che vedo tanta gente che... impariamo una cosa fondamentale, che c'era una partecipazione diretta, ovvero sia la gente si interessava alle vicende giudiziarie e si faceva anche direttamente le proprie opinioni. I mezzi di informazione, la televisione, internet, eccetera, hanno cambiato completamente questo rapporto. Ormai nelle aule vi sono soltanto i diretti interessati. Era stimolante comunque parlare con un pubblico, non nascondiamoci. Io ho ancora un ultimo minuto, perché ho il regista che mi sta dando giustamente i tempi, però le faccio vedere una cosa. L'inserto il 13, vediamo se lo riconosce. Inserto 13, vediamo se lo riconosce. Lei sa che posto è questo? È esattamente il luogo dove lei sta esercitando oggi.
È vero, sì. Questa era l'ex palestra Verdi, dove noi studenti, le due palestre, erano due palestre con un anello di atletica alle spalle, dove noi studenti del Canova andavamo a fare ginnastica. Ovviamente nel tragitto tra il Canova e la palestra Verdi qualcuno si perdeva lungo la strada. Insomma. E adesso non esistono più perché al posto della palestra Verdi esiste l'attuale Palazzo di Giustizia. Esattamente sì. Quanta nostalgia per quello? Era divertente, insomma, fare la passeggiata dal liceo fino alla palestra, insomma. Io avevo un insegnante di educazione fisica, tra l'altro, che proveniva da un certo tipo di formazione, che era il vero fascista, insomma, per cui dovevamo fare gli anelli, tutte queste cose, il cavallo. Ah sì, perché poi è vicino alla tra l'altro, sì. Va bene, allora ringraziamo il nostro ospite, l'avvocato Luigi Fadalti. No, grazie a voi, bellissima rimpatriata, molto, sì. Mi sarei tagliato i capelli se mi fossi visto prima. Insomma. Tornerà a trovarci quando troviamo delle altre cose, perché dobbiamo continuare a parlare di giustizia, secondo me è molto importante. Adesso una pausa con la pubblicità e poi riprenderemo parlando di politica.